Allora, mi presento, sono Manuel Floris, sono un ricercatore del CRS4. In questo momento io mi occupo di valutare quanta radiazione solare arriva in Sardegna. E qui con Gigi quello che vogliamo raccontarvi è fondamentalmente un concetto base che va bene dire esprimerci contro il nucleare, ma noi abbiamo un problema grosso nella nostra società ed è un problema grosso per la nostra economia: avere una fonte di energia affidabile. Noi oggi l'energia la produciamo fondamentalmente con fonti fossili, che hanno tutte le controindicazioni che prima ha elencato Gigi, ovvero prima di tutto il problema dell'emissione della CO2 nell'atmosfera che causa l'effetto serra. Ormai questo è un dato scientifico assodato, ci sono poche persone che oggi contestano questo effetto serra. Diciamo che la maggior parte delle ricerche afferma che l'aumento dell'effetto antropico dovuto all'emissione della CO2 dovuta all'uomo sta causando un aumento della temperatura, con tutti i danni per l'uomo, non per l'ambiente, che causerà questo aumento della temperatura, perché l'aumento della temperatura causerà, ci si aspetta un innalzamento del livello dei mari che non è un danno per la natura, è un danno per l'uomo, perché la maggior parte delle persone vivono nelle zone costiere, quindi siamo noi a essere danneggiati, non l'ambiente. Quindi dobbiamo trovare un'alternativa. Noi qui oggi vi raccontiamo una cosa che per molte persone, per molti tecnici in questo momento è anche una cosa utopistica. Noi vi diciamo che in Sardegna forse è possibile farla e che dobbiamo investire in studi, in ricerche per effettuare una transizione dalle energie fossili alle energie rinnovabili, cioè alimentare completamente il fabbisogno energetico sardo esclusivamente con le energie rinnovabili. Adesso vedremo come è possibile farlo, con un po' di conti della serra. Innanzitutto vi dirò quanta energia proviene dal Sole, perché il Sole fondamentalmente è la fonte principale di energia sulla Terra. Tolte le fonti fossili, tolte il nucleare, tutto il resto è dovuto al Sole. Vedremo quante riserve di energia ci sono sulla Terra, quindi il confronto fra le riserve di energia fossili, quelle nucleari, stimate, esagerate anche, perché ho portato le stime più ottimistiche, confrontate con quelle del Sole. Vedremo poi una nuova tecnologia che in realtà è nata, è stata diciamo scoperta da Archimede, parliamo di di più di 2000 anni fa, e che oggi è una tecnologia concreta che potrebbe servire per affancarci dall'utilizzo delle fonti fossili, che è solare termodinamica a concentrazione. E poi vedremo una prospettiva, cioè l'utilizzo delle fonti rinnovabili per alimentare il fabbisogno energetico della Sardegna. Allora, in ogni secondo arriva dal Sole un flusso di energia per una superficie di metro quadro pari a 1,4 kWh. Questa arriva fuori dall'atmosfera, in ogni secondo. Ma l'atmosfera è diciamo che è quella che ci permette di vivere, assorbe e riflette una parte consistente di questa energia. Circa il 50% dell'energia che proviene dal Sole viene assorbita o riflessa. Quindi quanto ce ne resta? A questo punto 1,4 sembrava già poco, noi siamo abituati a fare i conti in kilowattora di quello che consumiamo, sembra poco. A questo punto 50% se ne va via, sembra ancora poco. Beh, in ogni secondo, adesso vi racconto quanto è disponibile, sono 89.000 terawatt. Terawatt è un numero enorme, stiamo parlando di numeri enormi, ma la cosa importante è confrontare, non tanto il numero in assoluto, ma confrontarlo con quanto noi consumiamo. Quanto consumiamo in ogni secondo? Nel 2004 l'umanità consumava 15 terawatt. Guardate la differenza tra l'energia solare disponibile in ogni secondo e quella che noi consumiamo in ogni secondo. C'è un fattore pari a 6.000. È come se noi avessimo un rubinetto, no? Che tira fuori delle gocce e a fianco una cascata. Questo è il paragone tra l'energia che noi oggi utilizziamo e l'energia potenzialmente disponibile dal Sole. Potenzialmente disponibile. Come vi ho detto, però, l'energia del Sole, il Sole causa anche altre fonti energetiche, indirettamente causa i moti atmosferici e
dall'energia del vento sono disponibili 870 terawatt. Cioè, anche se noi volessimo utilizzare solo il vento, avremo un'energia disponibile pari a 60 volte quelli che sono i consumi dell'umanità. Quindi abbiamo una grandissima cascata, abbiamo una cascata più piccola che il vento, ci sono poi l'energia geotermica. Io qui vi ho portato, diciamo, le fonti principali per avere un ordine di grandezza. Quindi ricordatevi, 6.000 volte il Sole, l'energia che proviene dal Sole e che arriva sulla Terra, sulla superficie terrestre, e 6.000 volte i consumi che noi effettuiamo tutti i giorni. E il vento 60 volte. A questo punto facciamo il conto di quante sono le riserve energetiche sulla Terra. Io vi ho portato questa tabella dove ci sono le riserve accertate. Prima il nostro collega ci ha un po' spiegato, ha tirato fuori delle cifre sulle riserve accertate. In questa tabella ci sono anche quelle stimate. Al di là dei numeri, che io ho messo qui per chi è tecnico e poi vuole approfondirli, però le riserve mondiali di energia non rinnovabile, quindi energia fossile e nucleare, sono pari all'energia solare che arriva solo in un anno. Cioè tutto quello che è sottoterra, che noi potremmo estrarre anche nelle migliori condizioni, perché guardate che quelle stimate sono veramente stimate all'eccesso. Quando lì si parla uranio per reattori veloci, è tutta roba che non si sa se si potrà utilizzare, perché i reattori veloci non li utilizza praticamente nessuno. I 250, questi sono tonnellate equivalenti di petrolio, un'unità di misura antipatica, che non piace neanche a me, però ho trovato questa tabella. Bene, lì le riserve stimate di uranio 235, che è quello che si utilizza nelle centrali, sono stimate male. Cioè stiamo parlando i geologi lo sanno bene, poi ve lo potrà confermare lui, che quando si fanno le stime, i geologi non sanno veramente quanto quantificare, quindi sono molte volte stime esagerate. Io vi ho portato le stime più ottimistiche che ho trovato e mettendole tutte assieme, bene, il Sole in un anno ci dà tutto quello che sta nelle riserve terrestri di fonti fossili e non rinnovabili in generale. Quindi l'energia solare possiamo dire che è la fonte di energia più abbondante sulla Terra. Dobbiamo trovare un modo efficiente per sfruttarla. A questo punto io vi lamento un episodio che diciamo si studia a scuola. Nel 212 a.C. la flotta romana assedia Siracusa e i greci utilizzano degli specchi, gli specchi ustori ideati da Archimede, per difendersi dai romani e incendiare le vele romane. Vi dico una cosa, un inciso, questo episodio non è mai avvenuto, però si studia a scuola e quindi è utile ricordarlo, però è un falso storico. Si sa che sicuramente Archimede aveva inventato questi specchi ustori, però costruire uno specchio ustore per bruciare una nave a 100 metri di distanza non c'era la tecnologia all'epoca per farlo. Comunque è interessante capire che già all'epoca si conosceva il principio di concentrare la radiazione solare. Perché concentrarla? Per produrre calore. Ora, noi possiamo concentrare però esclusivamente la radiazione diretta che proviene dal Sole. Quando la radiazione attraversa l'atmosfera, vi ho detto, in parte viene assorbita e in parte viene riflessa. Mentre i pannelli fotovoltaici, di cui abbiamo visto prima un accenno, possono utilizzare sia la radiazione diretta del Sole che quella diffusa, quella che ad esempio illumina questa stanza, perché al di là delle luci questa luce che viene da fuori è radiazione diffusa. Invece, se vogliamo utilizzare la radiazione per concentrarla, possiamo usare solo la radiazione diretta, che è un po' di meno. Allora dobbiamo usare grandi superfici per raccoglierla. Qui vedete un esempio delle tecnologie che si possono usare per raccogliere la radiazione, utilizzando fondamentalmente degli specchi e concentrandoli o su dei tubi ricevitori, quello con delle parabole lineari in alto a sinistra, o concentrando la radiazione solare su una grande torre in alto a destra, o in basso a sinistra concentrandoli con una parabola non di grandi dimensioni su un fuoco. Okay? Queste sono le tecnologie che si possono utilizzare. Ora io vi parlerò in particolare del solare termodinamico con specchi parabolici, che è il solare che ha ripescato Rubbia dai meandri della storia, che gli americani hanno in esercizio già dagli anni 80 in alcune centrali nel deserto del Nevada, e che vorremmo costruire in Sardegna. Si vorrebbe costruire un impianto simile in Sardegna nella zona di Macchiareddu. In che cosa consiste questo impianto? Ci sono degli specchi parabolici che concentrano la radiazione su dei tubi.
in questi tubi scorre un fluido che si scalda. Questo fluido va ad accumularsi in un serbatoio, lo vedete lì a sinistra, scusate l'inglese ma ho trovato questa slide, 550 gradi centigradi. Quel serbatoio accumula questo fluido. Non entro nei dettagli di come lo fa, però è come se fosse un gigantesco scaldabagno dove l'acqua si accumula, il fluido, che può essere un gas, un liquido, si accumula lì dentro e a quel punto lo posso utilizzare per produrre vapore e quindi produrre indirettamente energia elettrica, oppure lo posso tenere lì. Se, tornando alle curve di consumo di cui parlavamo prima, se il fotovoltaico sta producendo e io non ho bisogno di mettere energia nella rete, il mio serbatoio lo tengo lì con l'acqua, con il mio fluido, il mio elemento solido che accumula il calore, lo tengo lì. Qual è la cosa interessante? Che lo stoccaggio dell'energia che si può fare con questi impianti può essere pari a 8 ore, cioè io posso stoccare energia per 8 ore. Cosa vuol dire? Che in caso di assenza di sole, per nuvole, per una perturbazione nella notte, io posso rilasciare quell'energia per 8 ore alla massima potenza nominale dell'impianto. Ma quindi vantaggi, io ho messo vantaggi e svantaggi perché è sempre giusto parlare dei vantaggi e svantaggi in ogni tecnologia di produzione di energia. Nei vantaggi c'è, dato per la produzione di elevate potenze. Questo è un impianto che può soddisfare le esigenze di un'industria, perché può produrre energia a grandi potenze, 50 megawatt, 500 megawatt. La taglia degli impianti che si realizza oggi, lo vedete questo qui a destra rappresentato in foto, è un impianto realizzato in Spagna, perché gli spagnoli sembrano persone poco sveglie, in realtà loro stanno investendo da ormai 5-6 anni in queste tecnologie, hanno già realizzato diversi impianti di questo tipo in Spagna. Questo è uno degli impianti principali da 50 megawatt ed è già attivo, produce energia a costi competitivi. Materiali utilizzati, io ho scritto facilmente reperibili, perché abbiamo degli specchi, abbiamo dei metalli per lavorare gli specchi, per creare queste superfici che inseguono il sole, okay? Quindi non stiamo parlando di andare a estrarre o trovare materiali che sono costosi. Durata degli impianti 30 anni, anche questo è importante. Quando si parla di nucleare si dice ma il nucleare, noi possiamo fare questi impianti che dureranno 30 anni, come se fossero gli unici impianti di produzione energetica che hanno delle durate di questo tipo. No, ci sono altri impianti, questo tipo di impianti può essere efficace per 30 anni, ma 30 anni è una stima, guardate che poi con un'adeguata manutenzione possono essere anche 40 anni, cioè bassi costi di smaltimento dell'impianto. E qui bisogna fare un appunto fondamentale: quando si parla dei costi nucleari non si mettono mai i costi di decommissioning, parola inglese antipatica che vuol dire smontaggio e stoccaggio degli elementi radioattivi della centrale. Beh, qui gli elementi sono pannelli di specchi, metallo, cioè questo una volta smaltito lo si può rifondere, quindi i costi di smaltimento sono bassi. L'unico problema può essere per il fluido, quello dove viene raccolta l'energia, che in questi impianti si utilizza olio, un olio che è complicato da smaltire, ma non è molto differente dall'olio delle automobili, quindi diciamo che può essere uno svantaggio. Non esiste mai una tecnologia pulita in assoluto, mettiamoci in testa questo, non esiste una tecnologia pulita, tutte le tecnologie hanno comunque dei costi di smaltimento, anche il fotovoltaico ha dei costi di smaltimento, però bisogna valutare quali sono i costi più bassi. Gli svantaggi io li ho messi qui: tecnologia economicamente conveniente per valori di insolazione diretta maggiori di 1600 kWh metro quadro per anno. È un numero che sembra enorme, ma dove ce l'abbiamo questo? Solo nei deserti? Beh no, allora nel 1990, negli anni 90, l'Enel aveva commissionato uno studio per valutare dove in Italia si potevano installare questa tipologia di impianti. Questo per dire che non è che gli italiani sono persone incompetenti dal punto di vista scientifico, noi abbiamo delle validissime competenze scientifiche, il problema è che poi a monte chi decide su in alto non va mai a valutare gli studi che vengono fatti. L'Enel fece questo studio negli anni 90 e stabilì che la Sardegna e la Sicilia avevano le caratteristiche giuste per ospitare impianti di questo tipo. Guardate quei pallini rossi, marroncini e gialli, rappresentano zone dove si possono installare questi impianti con profitto, cioè producendo energia a basso costo.
C'è la zona di Cagliari, c'è la zona di Oristano, c'è la zona di Alghero. Guardate tutta quella zona marrone, che è tutta la zona costiera praticamente della Sardegna, è una zona dove c'è un'alta probabilità per poter installare questi impianti. Da studi recenti che abbiamo fatto noi per conto di Ottana Energia, qui nella piana di Ottana, abbiamo visto che però in realtà questa cartina è sottostimata e abbiamo visto che anche nel centro Sardegna ci sono buone potenzialità di insolazione, quindi anche il centro Sardegna potrebbe ospitare questo tipo di impianti. Prima abbiamo mostrato, torno indietro, questa torre solare a destra. È possibile che venga realizzato un impianto del genere nella piana di Ottana nei prossimi anni. Questo è l'impianto che sta studiando Ottana Energia. Questo per dirvi che i privati vogliono investire in questa tecnologia, non lo Stato. Qui parliamo di soldi di privati, e quando il privato mette i soldi è perché sa di guadagnarci. Invece sul nucleare i soldi chi li deve tirare fuori? I soldi deve tirare fuori lo Stato, perché l'Enel ha detto chiaramente al governo che l'Enel non ci metterà un euro suo, chiederà soldi allo Stato. Questa è tecnologia su cui vogliono investire oggi i privati. A Cagliari dovrebbe sorgere un impianto come quello in alto a sinistra, finanziato da Sorgenia, nome antipatico al nostro governo, per cui in Sardegna di questi impianti non se ne parla. Non se ne parla. Questa è una piccola parentesi, però purtroppo ve la devo dire. Allora, andiamo a vedere i costi dell'energia prodotta, perché vi ho elencato tutti i vantaggi e svantaggi. Bene, l'energia prodotta con questi impianti, dati del 2009, oggi siamo nel 2011, sono passati 2 anni, i numeri cambiano in 2 anni, cambiano tantissimo, però andiamo a vedere quelli del 2009 e prendiamoli per validi. Allora, il costo centesimi per kilowattora. Il carbone è quello a sinistra, 5,9, il più basso. La tecnologia è quello che sporca di più, perché emette CO2, emette polveri sottili, eccetera. Lì vedete il nucleare 6,8. Vi ho detto, quei conti non tengono mai conto di quanto costa smaltire la centrale. E poi vi faccio un esempio banale. Ma ci sarà un omino che dovrà tenere chiuso il cancello del deposito di stoccaggio dei rifiuti radioattivi? E quello per quanti anni lo dovremo pagare? 1000 anni? E quei costi chi li pagherà? È come se i nuraggi ci avessero lasciato una scritta che noi non sapremo più leggere, qui non entrate. Stiamo lasciando, cioè i depositi di materiale radioattivo sono un'eredità che noi stiamo lasciando alle generazioni future, senza sapere se le generazioni future sapranno il pericolo di quello. Perché noi siamo convinti oggi che l'informazione si trasmette, guardate che l'informazione si perde anche in modo molto semplice. Torniamo ai costi. Eolico 8,1. L'eolico in questo momento è una fonte energetica che ha un costo molto basso. Solare termodinamico 14,6. Ma insomma inizia a costare 3 volte il carbone. Questo nel 2009. Ma andiamo a vedere invece se facciamo una proiezione sul costo del barile di petrolio. Come diceva prima Gigi, in Sardegna bruciamo derivati del petrolio, olicombustibili, nelle nostre centrali. Quando il petrolio arriva a costare 124 euro al barile, e questi giorni arriva a costare queste cifre, il costo energetico diciamo per kilowattora prodotto col petrolio è equivalente a quello prodotto con un impianto di questo tipo. Questi sono dati del 2009. Perché vi dico che sono dati del 2009? Perché nella proiezione della riduzione dei costi di questi impianti, che è dovuta al fatto che più se ne fanno, meno vengono a costare, perché la tecnologia è più raffinata e quindi si trova il modo di costruire in catene di montaggio parti importanti dell'impianto, anziché realizzarle in piccole fabbriche. Oggi siamo già nel 2011, siamo intorno ai 12-11 centesimi di euro per kilowattora. Guardate la prospettiva confrontata con i costi, quella in rosso è la curva dei costi del carbone, quella in blu è la curva dei costi del solare a concentrazione. In prospettiva, guardate che queste sono stime molto valide, una fonte attendibile questa, nel 2025 l'energia prodotta con impianti a solare a concentrazione avrà un costo identico a quella degli impianti a carbone. E noi cosa vogliamo fare? Vogliamo stare fermi e non sfruttare l'opportunità oggi in Sardegna di poter
poter generare energia con questi impianti, perché poi il discorso è, uno dice vabbè produciamo questa energia, ma che beneficio ne abbiamo, no? Al di là del fatto di avere l'energia elettrica in casa, il beneficio sono posti di lavoro, il beneficio è creare qui una filiera di produzione, portare qui le tecnologie di realizzazione di questi impianti. In Spagna lo hanno fatto, in Spagna è nata una grande società, in questo momento la prima società al mondo per la realizzazione di questi impianti, va a realizzarli nel resto del mondo, si chiama Bencoa, la chiamano gli arabi per realizzare questi impianti, perché gli arabi hanno il petrolio, però vogliono realizzare questi impianti. Allora perché noi dobbiamo stare fermi e discutiamo il nucleare, discutiamo il gas che verrà dall'Algeria come metano? Sì, tutto è importante, ma dobbiamo rilanciare il tessuto produttivo della Sardegna. Produrre energia in Sardegna con fonti rinnovabili può voler dire non solo produrre energia, ma rilanciare il tessuto produttivo della Sardegna. Ora vediamo un po' quanto è lo spazio che occupano questi impianti. Allora qui vi ho riportato questa cartina. Bene, se dovessimo produrre tutta l'energia d'Italia, tutta l'energia elettrica d'Italia con impianti di questo tipo, avremo un quadrato di 47 per 47 km di lato. Guarda caso in questa figura, che non ho fatto io, che ho trovato in rete, è di un seminario di un esperto di questo, lo metto in Sardegna perché, come vi dicevo, Sardegna e Sicilia sono le zone d'Italia più adatte e la Sardegna ha una bassa popolazione, quindi è il luogo più adatto per installare questo tipo di impianti, non per fare tutta la produzione italiana. Iniziamo a fare la nostra, poi vediamo gli altri. Qui poi in basso c'è l'Europa e tutto il mondo. Infatti c'è i tedeschi, francesi, hanno in mente di costruire questi impianti nel Nord Africa per produrre l'energia che servirà a loro. Allora, non spaventatevi per questa tabella, ve la spiego io, ma guardate i dati importanti. Allora, la superficie occupata dall'impianto solare termodinamico necessaria per coprire tutto il fabbisogno elettrico della Sardegna ai consumi attuali sarebbe pari a un quadrato di 12,25 km di lato, cioè stiamo parlando dello 0,6% della superficie della Sardegna. Questo vorrebbe dire che ogni comune potrebbe destinare l'1% della propria superficie comunale per uno di questi impianti, ma non solo. Questo è un esempio, possiamo usare questi impianti accoppiati al fotovoltaico all'eolico e qui vi ho riportato anche gli altri dati. Ad esempio, il fotovoltaico occupa una superficie molto simile. Il problema del fotovoltaico qual è? Che quando non c'è sole, come diceva prima Gigi, non c'è energia. Questi impianti invece, quando non c'è il sole, possono dare energia perché l'hanno accumulata nelle ore in cui. Quindi l'uso combinato di queste tecnologie ci può aiutare, utilizzando poi qui come sistema di accumulo dell'energia anche l'idroelettrico. In Sardegna abbiamo pochissimo idroelettrico installato, però abbiamo tanti bacini. Potremmo potenziare l'utilizzo dell'idroelettrico da utilizzare come serbatoio di energia prodotto con queste tecnologie. Adesso vi faccio vedere un confronto fra la Sardegna e la Lombardia. Perché questo è utile? Perché ogni tanto qualche politico tira fuori delle cifre a caso e dice ma la Lombardia è autosufficiente elettricamente, la Lombardia non ha bisogno, questo mi viene in mente la Lombardia come l'hanno detto il governatore del Veneto, come l'ha detto il governatore di Piemonte, non abbiamo bisogno di centrali nucleari, dicevano, però siamo favorevoli, fatele dove volete, ma non da noi. Allora ho fatto un confronto fra la Sardegna e la Lombardia per vedere quanto sarebbe la superficie occupata se si dovesse utilizzare la stessa tecnologia o il fotovoltaico per alimentare i consumi elettrici della Lombardia. Allora, innanzitutto i consumi elettrici pro capite in Lombardia sono più bassi della Sardegna, poi vi spiego perché. Però la superficie, siccome lì ci vivono quasi 10 milioni di abitanti, sarebbe pari a quasi il 4% della superficie. Lombardia, che è estremamente urbanizzata, ok? Quindi loro non se la possono produrre in questa maniera l'energia, questo è chiaro. Per quello che volevano il nucleare, per quello che vogliono che il nucleare vada avanti, perché loro hanno bisogno di questa energia. Però con il nucleare è più comodo, perché costa meno, loro ne avrebbero solo i benefici, il costo più basso, tanto non avrebbero le centrali a casa propria, perché nessuno le vuole installare, nessuno ha detto che andrebbero installate in certe zone. Allora ho fatto un volo pindarico, supponiamo che fra 30 anni noi vorremmo essere completamente alimentati
dall'energia solare per alimentare anche l'autotrasporto. L'autotrasporto pesa moltissimo nei consumi energetici. E qui, guarda, le cifre si ribaltano tra la Sardegna e la Lombardia. Perché noi abbiamo, è vero, un consumo energetico di corrente elettrica più elevato rispetto a quello della Lombardia. Perché noi non abbiamo il gas. Loro il gas lo utilizzano per le produzioni industriali, per la produzione del calore in inverno, eccetera. Allora, il consumo totale della Sardegna pro capite è di 70 kWh al giorno, cioè ognuno di noi brucia tra automobili, corrente 70 kWh al giorno. Il consumo lombardo, io l'ho paragonato a quello medio europeo pro capite, forse anche più alto, 135 kWh, il doppio. Questo cosa vuol dire? Che se loro volessero passare alle fonti rinnovabili, passare un passaggio completo, per loro vorrebbe dire occupare il 25% del territorio. Per noi vorrebbe dire occupare il 2,3% del territorio. Quello che vi sto raccontando è quello che hanno già visto gli arabi, cioè una probabile rivoluzione negli equilibri economici del mondo. Perché l'energia dov'è più abbondante? È più abbondante nelle zone che oggi sono più sottosviluppate, è più abbondante nel sud d'Italia, che oggi di certo non è l'area più sviluppata dell'Italia, sono più abbondanti nel Nord Africa, dove stanno facendo una guerra per l'energia. Gli arabi l'hanno già visto questo, gli arabi stanno commissionando impianti di questo tipo. Quindi vi sto dicendo, noi siamo fermi a un dibattito nucleare sì o nucleare no. Noi dovremmo discutere di come produrre l'energia, ma produrre l'energia innanzitutto per noi. Perché prima Gigi vi ha detto l'utilizzo intelligente dell'energia. Chiaro che qui stiamo parlando stiamo supponendo che i consumi di energia non crescano. E questo sta a noi utilizzare bene l'energia, perché l'energia è una fonte, va usata con parsimonia. Qui vi ho scritto, quanto potrebbe essere la superficie occupata. Che non è tanto, guardate che non è tanto, 23 km di alto, a fronte della possibilità di affrancarci completamente dall'uso delle fonti fossili, senza emettere CO2, senza emettere polveri sottili. Prima Gigi vi diceva i costi legati, sapete quanto è l'incidenza dell'asma nei bambini? Quanto è il costo sanitario? Parliamo di miliardi di euro. Questi costi non vengono mai conteggiati quando si parla di energia, ma vengono da lì. L'utilizzo delle automobili, immaginate di sostituire le automobili con automobili elettriche, sembra un'utopia, ma guardate che i numeri ci dicono che già oggi, se iniziamo oggi a fare questo, fra 30 anni la Sardegna potrebbe essere la prima grande regione del mondo a alimentarsi interamente con fonti rinnovabili, perché abbiamo le caratteristiche per farlo, abbiamo il vento, abbiamo il sole come vi ho dimostrato in abbondanza, abbiamo anche le maree che qui non ho citato. Ho fatto i conti della serra, ma i conti ci dicono che potremo fare questa transizione. Chiaramente pagandola, perché parliamo di investimenti che vanno fatti. Vi faccio un esempio, un impianto da 50 MW costa 200 milioni di euro. Coprire interamente il fabbisogno energetico elettrico della Sardegna può arrivare a costare 10 miliardi di euro. Ai costi di oggi, ma sappiamo bene tutti che è come un prototipo, se io vado a comprare il prototipo della Ferrari, mi costa 1 milione di euro, se compro la Ferrari industriale mi costa 200.000 euro. Prima iniziamo, prima i costi si abbassano, prima ne avremo un beneficio tutti, in termini non solo energetici, ma in termini anche di lavoro. Io ripeto, sembra un'utopia. Molti miei colleghi sono del parere che non sia possibile una transizione totale alle energie rinnovabili, però è un argomento di dibattito scientifico in questo momento. Ma questa scelta non la fanno gli scienziati, questa scelta è una scelta politica. Noi vi diciamo cosa possiamo fare, ma poi la popolazione, quindi i politici che dovrebbero interpretare la volontà della popolazione, che danno lo slancio. Perché alla fine, quando si sono realizzate in Francia quelle famose 50 centrali nucleari, per cui oggi i francesi pagano poco la corrente elettrica, chi è che le ha pagate? Le ha pagate lo Stato. Non le hanno pagate i privati. Perché in Italia non può essere lo Stato a prendere in mano questa questione, o in Sardegna la regione Sardegna, programmando gli investimenti? Nessuno parla di dissanguarsi, però c'è un ritorno economico importante
in termini occupativi, in termini di realizzazione di prodotti tecnologici che potremo andare a vendere nel resto del mondo. Io forse sono molto entusiasta perché sono giovane, però vi ripeto, è una cosa concreta che possiamo fare. Noi ve la raccontiamo così, però io spero che fra 10 anni ci si rincontri qui e si iniziano a vedere questi primi sviluppi. Come vi dicevo prima, comunque l'auspicio è che nel giro di qualche anno si veda con iniziative private la realizzazione di qualcuno di questi impianti nel centro Sardegna, come vi ho detto, a Macchiareto, sperando che poi il pubblico faccia il suo intervento. Grazie.